per tutti sardi da godere per l'eterno, almeno per le future generazioni. Pertanto io vedo che c'è questa, come ho premesso prima, questo ingettamento. Io dico, Salvatore Meloni, li sfido, cioè è una sfida, che adesso escono dalla tana, come fanno i bovini su Amaluentu, e dicano se questa operazione è giusta o non è giusta, se intendono capire l'importanza, che è l'importanza di tutti i stati, di qualsiasi colore politico abbiano, o abbiano rappresentato oggi, in modo che si riesca ad avere un collante che porti poi in futuro ad avere un concetto di stabilità, di presenza, di nazionalità, quello che io vedo tutte le volte che vado fuori dalla Sardegna. Quando giro per l'estero, per il lavoro che ho fatto, ho sempre trovato questa specie di bisogno fisico dei sardi di differenziarsi. Non esiste, per esempio, in altre regioni italiane che loro abbiano tutti il simbolo della loro città, il simbolo della loro regione, o che dicono di dove sei? Sardo zero. Cioè, io non ho mai sentito un laziale che si trova a Londra o a Berlino che mi abbia detto laziale. Non lo dice, sì. C'è proprio questo bisogno fisico di ricercare di un forma di catalizzatore, perché c'è questo proliferare dei circoli sardi di tutto il mondo, dove si cercano proprio come mosche e cocchiere. Io ogni volta che sono andato all'estero ho trovato dei sardi, sono dovuto rimanere a cena lì, fermarmi magari il camion, perché dovevo rimanere, ero invitato per forza a questi sardi che nel momento che vi vedevano avevano questo bisogno fisico e psicologico del contatto con la propria gente, che è un fatto di santità innata che ce l'abbiamo nel nostro corteccio